Le urla furiose, gli spintoni, scene di violenza esplose in un cortile condominiale che hanno spaventato decine di residenti di via Baiardi a Mortise che ieri, passata l'ora di pranzo, hanno immediatamente chiamato la polizia. Quando le volanti sono arrivate sul posto hanno trovato una decina di persone che si stavano aggredendo a vicenda. Una lite tra due famiglie degenerata in violenze. I partecipanti alla colluttazione, di età compresa tra i 17 e i 40 anni, sono stati tutti bloccati e portati in questura per ricostruire i fatti. Genitori e figli che si è scoperto essere dirimpettai, due nuclei familiari residenti in due palazzi vicini che hanno iniziato a litigare per questioni di vicinato, anche se le cause sono ancora in fase di accertamento. Sono in corso di accertamenti, un attimo diciamo il movente, la causa, dove praticamente forse anche per futili motivi, una banalità, c'è stato un primo diciamo alterco fra due ragazzi, no, appartenenti alle rispettive famiglie, poi uno ha chiesto l'ausilio di un altro componente, alla fine si sono affrontati proprio in strada, dando origine ad una vera e propria rissa. Escoriazioni al volto e alle mani, il bilancio della rissa è di 4 feriti, mentre 8 di loro sono stati segnalati alla procura per rissa aggravata. La lite era iniziata all'interno di un condominio ed è poi proseguita in strada. La polizia sta cercando di capire se ci fossero anche dei coltelli, viste le ferite riportate da alcuni dei partecipanti alla lite. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto 26 provvedimenti di prevenzione personale. L'applicazione delle misure praticamente di prevenzione personali, dai DACUR ai DASPO, addirittura per 5 di loro che avevano anche dei precedenti per segnalazioni per vari reati, e addirittura il foglio, cioè l'avviso orale, e per 2 anche l'avviso orale aggravato del divieto di poter detenere appunto armi o spray urticanti. Tutte misure finalizzate appunto a esercitare un'azione forte di richiamo per quello che si è verificato.